Perché dovresti lavorare ad un portfolio? Bene, se sei come me e quindi ti occupi di comunicazione in senso lato, quindi utilizzi la fotografia e il video ogni giorno per supportare e per dar valore ai progetti tuoi e dei tuoi clienti, bene, il portfolio è sicuramente uno degli elementi indispensabili per avere un lavoro, banalmente, per proporsi ai propri clienti e dall'altra parte per migliorare di giorno in giorno la nostra visione fotografica e la nostra visione creativa. Diciamo che il portfolio non è semplicemente un book, un qualcosa da mostrare per dire questi sono i miei scatti migliori, ma secondo me il portfolio serve prima di tutto per capire e verificare se quello che stiamo facendo è in linea con il nostro percorso creativo e soprattutto sul nostro stile fotografico o video. Ad esempio vi racconto un pochino come ragiono io. Oltre ad avere quindi lo scopo di raccontare i nostri migliori progetti e soprattutto come sono argomentati nel tempo, per cui un portfolio generalmente si va a ripercorrere più anni del nostro lavoro, dei nostri progetti fotografici, ha un altro vantaggio ed è il motivo principale di questo video, che rivedere i propri scatti o comunque rivedere un pochino il lavoro che siamo andati a costruire nel tempo ci fa capire esattamente se l'attrezzatura che abbiamo dalla nostra parte serve a darci supporto o se è da migliorare. Mi spiego un pochino meglio. Quando si va a selezionare il materiale che ci piace, diciamo, di pancia, ad esempio nel mio caso mi piace molto lavorare con i ritratti, con le persone o comunque con i soggetti ambientati che fanno ad esempio dell'attività lavorativa, mi accorgo che le fotografie che mi piacciono di più generalmente hanno un pochino lo stesso tipo di narrativa, quindi lo stesso tipo di obiettivo, comunque una lunghezza focale molto simile, determinati tipi di luce, per cui mi serve molto a far riflettere se la strumentazione che ho io serve a supportare il mio percorso progettuale appunto su quello che mi piace di più o se banalmente ho dell'attrezzatura che nonostante utilizzo l'output che ne viene fuori non mi piace. Ad esempio mi sono accorto che nel percorso che sto facendo a livello progettuale all'inizio usavo molto dell'obiettivo il 70-200. Più sta passando del tempo, più vedo che le fotografie che mi piacciono di più o comunque anche i video che mi danno più soddisfazione sia a livello narrativo che anche a livello di utilizzo lavorativo, bene o male non utilizzo mai il 70-200 e questo mi aiuta un attimo a interrogarmi se ad esempio quella è una lente che sto, come dire, snobbando, che magari ha senso riprendere in mano e quindi vado a rivedere gli scatti che ho fatto precedentemente, o se banalmente inizio a preferire gli scatti e del materiale che faccio ad esempio con un 28-75 della Tamron con Sony e quindi magari inizio a vedere quali sono le lunghezze focali che vado a preferire e quindi mi pongo le domande giuste o comunque mi pongo le domande per costruire il mio corredo fotografico o comunque sviluppare al meglio la mia attrezzatura rispetto ai miei progetti. Tirando un pochino le somme, secondo me un portfolio, oltre a presentare i nostri progetti nel modo migliore ai nostri clienti, che è l'obiettivo principale della cosa più indispensabile, serve molto ad analizzare il nostro percorso creativo e serve a capire se l'attrezzatura che avevamo alle nostre spalle sono strumenti che ci permettono di sviluppare al meglio le nostre idee o se per qualche altro motivo stiamo costruendo la nostra attrezzatura non sulle basi del nostro percorso progettuale, ma bensì su delle voglie che magari sono semplicemente delle voglie materiali e non dei requisiti tecnici per il nostro progetto. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto e vi aspetto al prossimo video.